Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Anche il secondo anno di stage, Manuel Catozzi lo ha fatto presso il laboratorio di restauro Massagrande di Bovolone. La scelta del corso per collaboratore restauratore dei beni culturali, restauro del mobile e dell'arredamento lignario, organizzato da Coop Services di Este, lo ha portato, dopo un primo periodo di lezione in aula, a confrontarsi col mondo del lavoro attraverso un periodo di formazione a fianco di professionisti del settore. Sono comunque molto contento di aver fatto entrambi gli anni qua al laboratorio Massagrande, perché ho imparato moltissimo, in un ambiente sicuramente sereno, tranquillo e professionale. Primo anno, grazie all'aiuto di Gianni e Jacopo, ho dipinto un angioletto in legno ricoperto di gesso con colori all'uovo. Le ali dell'angioletto sono state meccate e invecchiate. Il corso di restauro, organizzato da Coop Services, è solo l'ultimo di una serie di iniziative che da oltre un decennio formano specialisti del settore. Il progetto è stato selezionato nel quadro del programma operativo POR 2007-2013, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma. Ogni anno vengono individuate, per accogliere gli studenti, alcune delle più importanti realtà lavorative della zona. Il grande laboratorio di restauro di Bovolone, che si occupa di restauro scientifico di elementi lignei provenienti soprattutto da opere civili ed ecclesiastiche, ha accolto Manuel e altri studenti di Coop Services formando figure professionali capaci di compiere azioni di restauro assicurandone la conservazione e seguendo passo passo la corretta esecuzione di tutte le operazioni secondo le metodologie del proprio affiancatore aziendale. L'integrazione è stata molto naturale perché il laboratorio porta con sé tantissima esperienza nell'ambito dell'insegnamento tecnico pratico per i ragazzi, perché avendo svolto un ruolo di insegnante e con il figlio che anche lui ha preso questo percorso, trova un terreno molto fertile sul quale i ragazzi si riescono a introdursi molto bene, perché il laboratorio è frequentato nell'arco dell'anno con tantissimi soggetti provenienti dai vari istituti d'arte del territorio. Il laboratorio Massagrande, impegnato nel restauro a livello nazionale, è situato in un palazzo storico di Bovolone, la Corte Brenzon Malmignati. È un palazzo che rientra nell'ambito delle ville venete e ha una parte molto antica che è datata 1472. La prima famiglia che ha abitato in questa dimora era la famiglia Barbaro di Venezia, poi nel 1700 la famiglia Malmignati, che tuttora porta il nome Palazzo Malmignati, che era una famiglia che veniva da Lendinara. Nel 1990 noi siamo entrati in questa villa, in questo palazzo, ristrutturandolo perché era da diversi anni abbandonato, con il progetto di costituire un laboratorio di questo tipo. Chi viene formato qui non se lo dimentica facilmente. È come lavorare dentro la storia, circondati da pezzi preziosi e ricchi di passato. Un passato da curare e conservare, per permettere a chi verrà dopo di potersi emozionare ancora davanti ad esso.